Oggi illustrate al mondo della scuola i servizi che la Camera offre. Sì, i nuovi compiti che la legge di riforma delle Camere di Commercio ci attribuisce riguardano anche la formazione e l'alternanza tra scuola e imprese, e questa formazione mirata può consentire uno sbocco professionale agli alunni che escono dagli istituti di scuola secondaria. La Camera di Commercio in particolare quest'anno promuove un premio Storie di alternanza che ha una sezione nazionale gestita da Unioncamere Italiana e una sezione locale gestita dalla Camera di Commercio di Agrigento. In più sono previsti dei voucher formativi per le imprese che ospitano o che partecipano a progetti di formazione lavoro con le scuole. Questa è un'attività di servizio che ci vede impegnati, è previsto un processo di riqualificazione del personale interno che è già a buon punto e che ci dovrà vedere impegnati nei prossimi anni con le scuole da una parte e le imprese dall'altra. Istituti scolastici e Camera di Commercio insieme per l'Alternanza Day. Sì, perché l'alternanza prevede una sinergia tra il mondo scolastico e il mondo delle imprese, e quindi il ruolo delle Camere di Commercio è stato riconosciuto anche dal legislatore come un elemento centrale. Sicuramente la scuola ha bisogno di strutturare percorsi validi per i propri alunni in funzione orientativa. La scuola italiana con la legge 107, con la generalizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e l'obbligatorietà per tutti gli alunni, è all'avanguardia in Europa e noi dobbiamo essere pronti a rispondere alle esigenze di una società che cambia.